Pieri il Benandant di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. Pieri e i Krampus. Ossin ai fin di novembre, e Lucie e je col nono a chiappa su chiastini dal bosco di Suffenberg. Partiere alle tutto un cricà di fuoi secchi che gli arbui han perduto col rivà dal fred. Un tapet marron che allasse un odore di umid. Lucie e je tutte intabarossate in un giubbotto rosso e lasse un nulut di flata a ogni passo. Non senti il fred, il plasso nevore camminata al cidinor dal bosco, sperando di di qualche riccio platat sotto de spueis. Un niz, un arbol o un ragnut con la sotele tal tronco di un chiastinar. Il gei dal nono allebbia il già plen di chiastinis e il sorelli alle da ora la amont. Lucie, anin viers chiase al tacca vigni scur, al dissi il nono. Oh no, dai, stinga anche un momento. Sa la cor al ven fur un cius o un ecivuite, e rispuint Lucie. Con che il fred ca, lis bestis a stamplatadis de lor cove, al dissi il nono. O podin intivassi dome in tune bestie, i Krampus. E tu sassi che a fasin che i diaui ai fruts disubbidienz. Lucie e coraplatassi da ur dal nono, e sa cui che son i Krampus, io avio duzzi in un libri de biblioteche. Creaturi spelosis, con quars lungs e intorteats, musatis neris con voi ros, bocchiatis grandis, lenghis rossis a pendolon. Picchiats intor han sampognons e chiadenis, e con lor sun avvisin la int che stan rivant. In man han une whischie che adoprin sui fruts trischi, e parchei che no domandin perdon, mettinsi in genoglon, han un sac per portaio vie. Devant al fug, nono e niece stan mangiando i schiastini schiappati su al dopomisdì. Il nono li sacquetti sul spolert, a son chialdis e pastosis. A Lucie i tornet al chiav la storia dai demoni spelos. E domande al nono. Pieri il Benandant, hai al mai avuto a ce fa coi Krampus? Po sì, ha risposto il nono. E le ha avute dure? Contimi nono dai, e dis la frutta spalancanti voi plens di curiosità. Il nono a slunghe gli sgambis denanda al chiaminet pariessi più comod e al tacche. Ossin ai vot di dicembre, e Pieri al chiappe il tren par Pontebe. Alassin tu tantis di che svoltis a fevelà dai Krampus che alla propit gole di viodio di donglie. Qui sa se è vere che a fasin tante pore e che a whisky in culis lor bacchettis. Rivat al pais al va viers de place dula che è già tante inti in spiete. A un certo momento si tacca a sentire un rumor lontan di chiadenis che diventa sempre più forte. Lis personis a cominciano a mettersi in rie sull'orde strade. Un movimento ad alde strade principali al fa scapì che le alche sta arrivando. A son i Krampus, a sberlin strisinando gli schiadenis, schiampano tant e tirant whischiadis a chei che urpassi in doglie. Pieri arresta in bande a vio di chei demonis e intant al pense che a son proprio tonevore bruz, condut che il pel e che smusatis. La int che je a viodi e somen spauride, ma anche curiose di chialà. Al tacche a je si fred e così, dopo un po', Pieri al pense ben di slontanassi per la schialdassi con un brulè in tune ostarie. Al gire a torpe stradis cence chiatà un pues du la fermassi e noi e sin pratic dal pais, a un cerpont si chiata in tune strade di terrain, scure e cuiette. Si vio dome une vecchie chiase di rocade con un fuc impiato al curtil e a tor un trop di int che si sta schialdant. Pieri si invia e bande la chiase per farsi da alg di bevi e li sindicazioni spestazione dai trens. Une volte arrivat d'onglie si rind cont che i sentats fur de chiase a son Krampus che, appena che lo viodin, a jevin su di corse, a chiappin in man qualche baston e lo cercenin. Pieri al capis che non può schiampà e che in qualche mood alla di fronte che i demonis. Arriva a chioli un forchiat che alle poate intorno di un mur e al sta pensando con qual Krampus comincia a battagliare,
quanche una voce profonda, ma clara e pant. Come vonde, la sai lo sta duc, dal momento. Il rumore di chiadenis e di sampoins si ferma a colpo. Pieri, in tal scur, al viotto ne sa come con un vestito lungo rosso, un chiappiela ponte blanc e un baston. Alle Sant Nicolau e i Krampus sono al suo servizio. I demonis ammettono i bastons, sbassino il chiaf e si invien da ur di Nicolau, che, prendi la via, si gira verso il benandant e i dis. Arriviò di si Pieri e si slontane con i suoi sguardi. Il nonno altas e Lucie anchimò chiappate dentro le storie e domande. Ma nonno, c'è molto fase al San Nicolau a conosci il nome di Pieri? San Nicolau al conosci i nomi di tutti e al sa cui cale bon e cui cale trist, al declara il nonno.